Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento e nuova settimana con Buongiorno 131, lunedì 18 maggio, puntata 149 e finalmente insomma c'è l'aritmetica salvezza da parte del Cagliari che ieri ha battuto all'Unipol Domus 2-1 il Torino, la Cremonese e Lecce hanno vinto, però più 6 rispetto alla Cremonese, più 5 rispetto a Lecce, manca una sola giornata e quindi finalmente è arrivata questa salvezza, quindi diciamo che questa settimana verrà vissuto un po' più tranquilla, spero anche da parte dei tifosi, che vedo già che siete già tanti. Cominciamo a salutare Faccio, ben trovato Faccio, finalmente un po' di pace interiore, davvero. Campionato finito, a dire che sembra ieri Francesco portava le DL dietro lo stadio, gli faceva vedere il cofano e poi mollava lì per fare le dirette. Questo poi la facciamo leggere a Fra. Buongiorno a tutti, dopo 10 ore le DL direttore Aresu, sì, ci siamo, ciao Rosso, ben trovata. Ora tifiamo Lecce, ma sì, ma dice il Lecce è in casa contro il Genoa che ha perso anche ieri contro il Milan, mentre la Cremonese comunque è in casa il Como che si sta giocando la Champions, quindi penso che Lecce, con la vittoria di ieri in casa del Sassuolo, non ho visto i gol, mi hanno raccontato di qualche situazione un po' così, poi andrò a rivederli, però diciamo che all'80% il Lecce è salvo. Ciao Mirko, ben trovato, ciao Traccada, ben trovato. Ciao Giuliano, buongiorno Roby, facciamolo entrare, è arrivato. Buongiorno, da quanto tempo? Avrei preferito non vederti stamattina. Comunque però ciao, comunque ciao. È un altro discorso. Buongiorno. No, sto sistemando questa roba di Facebook perché sì, dovremmo riuscire adesso a mandare anche su Facebook. Vediamo un po'. Bene. Allora. Da sempre una, non so perché, da questa. Aspetta un attimo. Vai, io vado avanti. Vai. Ciao Nico, ben trovato. Dopo il biscotto dell'Udinese, non che il Sassuolo Lecce sia stata troppo diversa. E ripeto, non le ho viste, quindi comunque di base vedere che la Cremonese vince in casa dell'Udinese, vedere poi il Lecce che vince in casa del Sassuolo, insomma, sono partite di fine stagione, mettiamola così. Ci dovremmo essere. Siamo? Grande, perfetto. Così sembra. Eccoci. Fateci sapere ovviamente da Facebook. No, ma stavo guardando, diretta c'è, quindi sì. Ok, perfetto. Allora, ti faccio vedere un commento che fa un po' ridere. Sentiamo. Fabrizio dice: campionato finito, dire che sembra ieri che Francesco portava LDL dietro allo stadio, gli faceva vedere il cofano e poi lo mollava lì per fare le dirette. Il mitico cofano. Non sembra ieri, in realtà non sembra ieri, sembra tanto tempo fa. Sì, invece non è ancora finita comunque. Manca ancora una giornata, sì. Vabbè, non è ancora finita, però almeno è stato un weekend finalmente allegro, perché sabato Monastir e Torres, ieri il Cagliari, giusto la primavera non ha chiuso il cerchio, senza riuscire a vincere ieri, però finalmente un weekend di festa, abbiamo potuto raccontare un po'
un po' di gioie, ecco, non sempre Ci sta. soltanto problemi e tutto il resto, ecco. Ecco, è Traccada che si giustifica. Ieri sera sono crollato in poltrona, porto l'assenza con firma, chiaramente falsa, di mia madre come giustificazione. Vabbè, parli con un professionista, quindi, che è Luca Di Saresti Leonardo, tu, no, ovviamente, saresti perché tu. io non No, falsificavo le firme, io non non facevo falsifico. non facevo cose criminali, a differenza tua, quindi insomma, io sono Certo. sempre stato ligio al dovere da quel Ecco, punto di vista. anch'io, guarda, tranquillo. Sì, Allora, ieri sì. comunque molta poesia, dice Roby, tra il poeta Nicolas Viola, citato da Pavoletti, Pisacane con il cervello fa dell'inferno un cielo e di un cielo l'inferno, è vero, Non assolutamente. solo, Ah, è anche il proverbio indiano di Tommaso Giulini su Twitter, scusate, su X. su Il X. tweet che ha scritto, no? Sì, come il cedro, non so se tanti forse non l'avete visto su Twitter, ma no, è stata proprio la salvezza Ieri era poesia, della della poesia. poesia, dai, della Esatto. poesia, La poesia diciamo così. rosso-blu, ecco, questo può Esatto. essere il titolo. Diciamo Allora, così. Vizio dice, buongiorno ragazzi, confermo quanto scritto, grazie per il post partita, mi sarei perso gran parte delle parole di Pavoloso. Eh sì, Il vabbè, vero, Pavolozzo. mitico, festa e poesia. E insomma, ci siamo. Fra, ti chiedo, prima di far entrare Paolo che è in arrivo, mo Bene. scritto adesso, insomma, che voto daresti alla stagione, così, senza fare nessun tipo di commento, un voto, così, secco. A quale stagione? Questa stagione del Cagliari, manca No. ancora una parità, però Come tu 40 come al punti. solito parli Non solo del contestuali, Cagliari, cioè come no, al solito, cioè adesso sto parlando del Cagliari. no, perché ogni volta tu parti sempre parlando del calcio, cioè dimenticando il fatto che noi parliamo di tutto in realtà, Non no? è che Per mi te c'è solo il dimentico. Cagliari, No, cioè solo il Cagliari, basta, unicamente il Cagliari. Quindi no. cerca un minimo di Stavamo parlando della contestualizzare stagione il del tutto. Cagliari, quindi la stagione del Cagliari in un voto, punto. Senza fare 1000 commenti. Che voto Stagione del daresti? Cagliari in un voto? 6,5. Poco più che sufficiente. Più che sufficiente, non poco più che sufficiente, 6 più, 6,5 è pienamente sufficiente. Ci sta. Si applica, ma potrebbe fare di più. No, cioè ha portato a casa quello che era l'obiettivo, ha portato, cioè ha fatto delle cose migliori rispetto all'anno scorso, però non si può pensare che sia stata una stagione da 10, ecco. No, beh, Ma assolutamente. Ci neanche da 8, mancherebbe, ma neanche da nemmeno. 8, eppure No, neanche da mi trova. 7. Mi È stato un trova. 6,5 pieno, perché comunque ci sono state alcune cadute che hanno abbassato il voto. Senza Pisa e Lecce avrei dato di più, però Pisa e Sarebbero Lecce ci stati anche di sono. più i punti, probabilmente. Pisa e Lecce ci Quindi, sono, esistono, così come esistono Juventus, Atalanta e altre vittorie, e quindi le cose, come sempre quando si danno le pagelle, vanno bilanciate e compensate, e quindi 6,5. perfetto, ci sta. Allora, facciamo entrare anche il nostro primo ospite. Eccoci qua. Ciao Paolo, ben trovato. Ciao a tutti, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Come Come stai? andiamo? Bene, stavo dando uno sguardo ai giornali oggi per capire come hanno trattato, insomma, il tema Cagliari, ecco. Il mood. Sì, un po', sto cercando di capire un po' che aria tira, ecco. Se sono più le emozioni positive, vie di mezzo, negative, o così via, dai. E tu cosa pensi? Ma io sono contento, dai, anche perché 40 punti non sono pochi, ecco, era da 5-6 anni, insomma, che il Cagliari non raggiungeva 40 punti in classifica, quindi mi sembra onestamente un ottimo risultato, dai, tutto sommato, anche se poteva arrivare 3 domeniche fa, 2 domeniche fa, insomma, questo è tutto vero, però vabbè, alla fine va bene, dai, bisogna tenersi la parte buona, ecco, che c'è. Senza dimenticarsi ovviamente qualche caduta di troppo, perché come ricordavamo prima con Francesco, Pisa e Lecce, mi pare che chiaramente parliamo delle partite di ritorno, ovvero la sconfitta a Pisa per 3-1 e la sconfitta interna contro il Lecce 0-2.
Quindi parliamo Sì, di 2 sconfitte che hanno un po' segnato il percorso del Cagliari in questa stagione. sì, quelle potevano essere partite, diciamo così, non voglio dire della svolta, no, però che ti aiutano un po' a capire qual è la tua direzione, cioè se stai cercando di galleggiare o se invece sai già nuotare, ecco. Quelle partite hanno dimostrato fino a ieri che il Cagliari ha galleggiato, ha tenuto la salvezza, però ovviamente non c'è stata la svolta. Poi ci sono tante motivazioni che anche sono comprensibili, non mi sento neanche come si dice, di essere troppo critico, nel senso che ci sono tante verità, ecco, tante, non so, una squadra di giovani, molti infortuni, un allenatore esordiente, insomma tante cose che ti fanno pensare, bah, tutto sommato forse bisogna dire che è andata bene, ecco, poteva andare peggio. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Fra? No, è questo un po' il senso, secondo me, Paolo, anche per quello che ha dato il 6,5 alla stagione del Cagliari, perché 6,5 non è un voto brutto, intendiamoci, perché poi non vorrei che No, ma sai che qualcuno... io concordo, io eh. concordo, non più di 6,5, ecco. Non più di 6. Aspetta che sta entrando anche Roberto, lo facciamo entrare. Eccoti qua. Ciao Roby, ben trovato. Ciao, Da ciao quanto tempo? ragazzi. Ciao, ciao ragazzi. Ben ritrovato Paolo, è sempre un piacere Ciao, ritrovarti. buongiorno, ciao. Ciao, 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 ciao. Sì, buongiorno per voi, per me è un po' Dal meno. gavettone di ieri in sala stampa, Esatto, tra ma ha bagnato l'altro anche voi? io No, ero no. proprio in pole position, me lo sono preso tutto in pratica. Ecco. Ma non la Mi sembra... bottiglia, Zappa, almeno quella l'ha risparmiata solo De Jong. Almeno quello, almeno quello. No, Paolo, più che altro appunto perché credo che ieri sia stata una bella vittoria quella del Cagliari, però continuo a dire, non penso che ci siano troppi motivi per festeggiare, per elogiare più del giusto, più del dovuto questa squadra e questo club. Io credo che il Cagliari abbia fatto quello che andava fatto con qualcosina in più, perché, ripeto, non ho dato il 6, ma il 6,5, perché comunque riconosco che ci sono state delle difficoltà che sono state anche in certi casi affrontate e risolte nel modo migliore. Però ci sono state anche delle cadute, ma è assolutamente normale in un percorso di crescita. Io credo che l'errore più grosso che si possa fare nel valutare questa stagione è pensare che il Cagliari di default, siccome aveva dei giocatori che probabilmente per tanti valevano più rispetto ai giocatori che c'erano gli anni passati, anche se poi insomma, ci si dimentica molto in fretta ovviamente del passato e di certi giocatori che l'anno scorso per esempio c'erano, cioè Piccoli, Zortea, Augello, Viola, Macumbu, giocatori che in fretta ci si dimentica, ma che probabilmente si sbaglia anche in questo, e quindi è un'annata da 6,5, non di più. Penso che chi valuta in maniera troppo esagerata o nel bene o nel male questa stagione, al mio modo di vedere, insomma, non è la visione più giusta. Non so, Roby, cosa ne pensi? No, sì, 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 assolutamente, sono d'accordo. 6,5, e tra l'altro, come dicevi prima, quando sono entrato non è mica un brutto voto, anzi, Certo. è che Appunto. magari c'è sempre, no, la voglia quando si parte prima di una stagione di voler fare molto meglio dell'anno prima. Il Cagliari comunque ha fatto meglio degli ultimi 2 anni, e questo va registrato, lo ha fatto a suo modo, lanciando tanti giovani con un progetto che ha avuto mille difficoltà e lo ha confessato più volte, l'ultima volta ieri Fabio Pisacane, dagli infortuni ad alcuni rischi presi, no? Lui li ha definiti così. Ehm, Però sicuramente il fatto che lo stesso De Jong abbia detto io non vedo l'ora che sia l'anno prossimo perché quest'anno ci siamo salvati, ma qualcosa di troppo per strada abbiamo lasciato, secondo me è la sintesi perfetta di quest'annata, dove hai fatto un passetto avanti, innanzitutto ti confermi per 3 anni di fila in Serie A, ed è già un qualcosa, cioè l'anno prossimo ti giochi il tuo quarto anno consecutivo in massima serie e non è male. E poi hai dei giocatori che sono futuribili o sul mercato o in campo e piano piano magari questa squadra proverà ad ambire a qualcosa di diverso, ma ripeto passetto alla volta e quindi il 6,5 è grasso che cola, abituati
a un recente non fatto solo di picchi positivi ma anche di picchi negativi, e quindi va bene così, ecco. Insomma, ci sono anche tanti giocatori che quest'anno secondo me si sono un po' presi il Cagliari, penso a Obert, giocatori che avevano avuto molto meno spazio nelle gestioni precedenti, e da quelli o con una cessione o con una conferma proverà a ricostruire una squadra che magari l'anno prossimo sarà da 7, speriamo. Sì, esatto, bisogna sempre tenere il trend di crescita, perché è quello che poi in una squadra come il Cagliari in questo momento è l'obiettivo da tenere. Soprattutto poi, Paolo, anche perché è quello che diciamo spesso, no? Anche parlare di futuro in questo momento è un po' complesso, visto che ci sono tante variabili sul piatto, dal discorso societario all'eventuale conferma di Pisacane, al mercato. Infatti prima c'era il commento di Alessandro che diceva: oggi possiamo parlare di mercato o vale ancora l'embargo di ieri sera? Non è che è una questione di embargo, è una questione che in questo momento, senza avere delle prospettive chiare e nette, diventa anche poi complicato provare a immaginare il futuro, perché a meno che voi non abbiate doti divinatorie, ma io personalmente no, quindi non lo so, però è chiaro che anche nell'analizzare questo seconda metà di maggio e il mese di giugno bisognerà capire effettivamente, Paolo, cosa si prospetterà. Sì, sai che ne parlavo giusto stamattina con un amico che insomma fa parte del tifo organizzato, è un ultra del Cagliari. Ne parlavo stamattina a colazione, parlavamo di Pavoletti e lui mi diceva: secondo te resta Pavoletti, farà il dirigente oppure va a giocare a Livorno? E gli ho detto: bah, giocare lo escludo. Lui ieri ha detto che il suo futuro lo vede a Cagliari, io immagino con un ruolo insomma da dirigente eccetera. Però giustamente questo l'ha detto Pavoletti ieri, non lo dico io. Ha detto Pavoletti, però come si dice, io ho una sorta di, non so, di accordo, ho parlato un po' col presidente Giulini, però la società nel frattempo è cambiata, la proprietà è cambiata e in queste settimane o nei prossimi mesi potrebbe cambiare ulteriormente. Quindi l'incertezza che c'è per Pavoletti è un'incertezza che c'è per tutto il resto, c'è per l'allenatore. Ieri leggevo un sito locale nostro che diceva la Lazio sonda Pisacane, per esempio, però bisogna capire se Pisacane vuole rimanere a Cagliari o vuole andare a vivere a Roma con la famiglia, secondo me no. Bisogna vedere se la società, presidente Giulini o altri, riescono a fare un'offerta migliorativa rispetto allo stipendio attuale, all'ingaggio attuale di Pisacane, perché comunque è uno che ha conquistato la salvezza alla prima stagione, sicuramente partiva da un ingaggio molto basso per gli standard della Serie A, e questo vale per qualsiasi giocatore, vale anche per il mercato. Io credo che c'erano anzi due grandi incognite legate alla società e all'ingresso di nuovi soci. Ora ce n'è solo una. Allora, le due grandi incognite per l'ingresso definitivo, da quello che mi è sembrato di capire, sia di capitali, fondi americani che potrebbero ampliare la loro presenza, sia di soci svizzeri che hanno sondato e altro, dipendevano da due cose. Una era la salvezza è arrivata, e l'altra è il via libera per la costruzione dello stadio, cioè un passo avanti che sia un po' più definitivo rispetto alla situazione attuale per la costruzione del nuovo stadio. E questo onestamente potrebbe cambiare tutto, e se questo arriva tardi, questo potrebbe costringere chi si troverà in quel momento a gestire la società a preparare, diciamo così, una rosa per il prossimo campionato, non so, molto in ritardo, ecco, con grande ritardo. Quindi, grande incertezza, devo dire, su questi temi, davvero grande incertezza. Tra l'altro prima nei commenti si parlava appunto non ho visto Giulini, Fiori. Allora, Giulini non c'era ieri, non era a Cagliari, mentre Maurizio Fiori era a Cagliari e con lui c'erano anche altri investitori americani, abbiamo visto anche Bulgheroni, li ho visti alla primavera, non per altro, quindi parlo per quello che ho le foto, quindi c'erano. Io c'ero. Esatto, io c'ero, quindi
quindi li ho visti, poi con Maurizio Fuori ho anche parlato, quindi da quel punto di vista c'è poco da girarci intorno, per cui io credo che ieri non ci siano stati anche momenti di diciamo così, che so, una dichiarazione in sala stampa o qualcosa di particolare, perché si sta, almeno secondo me, sta aspettando veramente che si concluda la stagione, e la stagione si concluderà la settimana prossima con la parità contro il Milan, e poi tra l'ultima settimana di maggio e le prime settimane di giugno, secondo me, io spero quantomeno che ci saranno delle comunicazioni, che ci sia una conferenza stampa, insomma ci sia il modo di capire un po' come che tipo di direzione prenderà la nuova stagione del Cagliari, per cui vedremo anche da questo punto di vista. Roby, su Pavoletti voglio chiedere, perché poi ieri alla fine non ne abbiamo parlato durante la diretta del post partita, impressioni delle parole di Pavoletti sia in campo ma anche davanti a voi in sala stampa? L'impressione è che non sia così sicuro di continuare a giocare, perché comunque ha ripetuto tante volte questo discorso del ginocchio, è stato molto negativo a ogni possibile ipotesi su un futuro in campo, anche quando gli è stato chiesto di Livorno, quando gli è stato detto che offerte, no, potevano esserci per un giocatore comunque che ha fatto oltre 250 partite diciamo, con la maglia del Cagliari, quindi in generale è un giocatore importante che lascia così, che magari poteva avere in categorie inferiori anche delle risposte importanti e delle opportunità importanti. A me è sembrato uno che ci sta pensando più che un po' a fare, ad avere un ruolo, anche perché poi c'è il Cagliari e lui l'ha ripetuto, che cambierà qualcosa, no? Questo, tu l'hai detto bene prima, servirà una conferenza stampa, servirà un passaggio anche per far capire alla piazza che estate si vivrà. Secondo me innanzitutto serve farla il prima possibile, anche per non partire, dico, in ritardo, ma per usare lo slancio di una stagione in cui qualcosa è creato, poi che sia il continuo, quindi con Pisacane, o un cambio voluto dalla dirigenza, voluto dalle offerte arrivate a Pisacane, in generale, però la speranza è che non si arrivi magari, come era successo con Nicola, no? Un lungo tira e molla, che sia una delle ultime squadre che poi annunciano allenatore, anche perché questa è l'estate in cui mi aspetto dei passaggi importanti anche lato societario, quindi conoscere un po' di più, oltre al mondo fiori, di quello che è il gruppo americano, e per conoscere un po' di più non intendo andarci a scambiare due chiacchiere da Seminello, ma intendo che loro ci mettano un pochino di più la faccia, anche davanti magari a quella che può essere l'opinione pubblica. Quindi tornando a Pavoletti, da capire tutto questo, cioè secondo me è collegato il discorso, perché se magari gli americani o comunque sia il Cagliari potrebbe anche pensare a un ruolo di Pavoletti come collante da utilizzare, un po' come era stato Muzzi quando è tornato all'inizio e poi si è un po' ritagliato la sua strada, no? Roberto Muzzi all'interno dello staff rossoblu negli ultimi anni facendo anche bene con il settore giovanile. Quindi detto questo, io se ora dovessi mettere il classico euro, no, da lanciare così, lo vedo più dirigente o comunque dentro uno staff con un ruolo del Cagliari che giocatore in un'altra squadra. Poi spero di essere smentito, perché se ce la fa fisicamente e vuole regalare altre favole, magari a Livorno o dove, sarebbe anche bello raccontarle, però secondo me ci sta pensando anche tanto lui e lo ha detto poi in maniera chiara anche ieri in conferenza stampa. Paolo, chiudiamo il discorso Cagliari e ti sfrutto da presidente De Lussi per fare anche un commento ovviamente sulla stagione sportiva in Sardegna. Vedo che è già collegato Stefano Udassi, presidente della Torres, lo farei anche entrare perché insomma, perché lasciarlo lì in attesa? Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti, ben trovati. Come stiamo? Bene, è un buon lunedì. Hai dormito stanotte, dai, insomma. Sì, no, ho dormito. Un po' di più rispetto al passato, sicuramente. Qualche notte insonne di troppo quest'anno l'abbiamo vissuta, dai. Esatto. No, prima di poi lasciare la palla a Roberto, sfruttiamo appunto la presenza anche di Paolo. Paolo, diciamo, abbiamo finalmente questo weekend potuto festeggiare, no, praticamente un po' tutti, perché dal Monastir che ha vinto il playoff di Serie D, poi la sera la Torres che si è salvata vincendo i playout contro il Bra, ieri il Cagliari, però è stata una stagione un po'
usurante, lo possiamo dire? Stressante per lo sport sardo? Di fatica? Sì, quest'anno è stata dura, è stata faticosa. Io sono felice, prima di tutto per la Torres, ne approfitto per fare gli auguri al presidente Udassi per il lavoro svolto. So che è stato molto più duro del solito, ma alla fine comunque poi il risultato è arrivato e per Sassari secondo me è fondamentale, importante, era importante insomma non perdere la categoria e questo comunque secondo me dà tante opportunità per il futuro, anche per costruire una nuova squadra, eccetera. Sono felice ovviamente per il Cagliari, per il Monastir, come ho detto. Per il Cagliari la stagione è stata davvero una bella stagione, difficile. Devo dire però, io all'inizio stagione dicevo sempre, mi sembra che la società abbia fatto un po' troppe scommesse dall'allenatore ai giocatori. Ho detto, mi sembra, ho paura, spero insomma che vadano tutte nel verso giusto. In realtà è andata, direi, sicuramente così, sicuramente per l'allenatore, sicuramente per tanti giocatori, quindi devo dire che anche il Cagliari, nonostante le difficoltà, soffrendo, eccetera, però è stata un'ottima stagione. Sono invece molto, molto dispiaciuto per la Dinamo, perché io ho visto la Dinamo, io ero studente universitario a Sassari quando la Dinamo stava in B1, andavo a vedere giocatori totalmente sconosciuti, altri invece sono diventati molto celebri. L'ho vista in A2, tutti gli anni dell'A2, ho visto la promozione in Serie A, ho visto lo scudetto, insomma ho vissuto anche da tifoso, non solo da giornalista, tutto questo. Ho un buon rapporto con il presidente Sardara. Mi dispiace per come sono andate le cose quest'anno. Devo dire, se mi permettete, questo da presidente dell'USSI e da sindacalista, perché non l'ho potuto dire finora, mi è dispiaciuto anche come è andata la conferenza stampa del presidente Sardara l'altro giorno, perché a un certo punto, come si dice, gli artefici della retrocessione della Dinamo sono sembrati i giornalisti, in particolare due colleghi che seguono spesso la Dinamo, con i quali c'è stato devo dire, un duro battibecco, un violento battibecco che secondo me davvero non c'entrava niente, ecco, anche perché anche i nostri destini di giornalisti e di professionisti sono legati alle società che raccontiamo. Come dice sempre un mio amico, che come dicevo prima è un ultra del Cagliari, dice guarda che se il Cagliari va in B, anche tu sei un giornalista di Serie B. Ecco, lui lo dice come battuta, però ha ragione perché anche noi, anche per noi, c'è molta differenza se io fossi un giornalista a Sassari e devo occuparmi della Torres in Serie D o della Torres in Serie C, perché la Torres ha comunque lo stesso seguito, ha comunque gli stessi tifosi, ha comunque la stessa forza, questo è vero, però poi è molto diverso il calcio che racconti, il gioco che vedi, insomma ci sono tante differenze, ecco, quindi questo vale un po' per tutti, quindi oltre al dispiacere personale da tifoso c'è il dispiacere personale da presidente dell'USSI, ma sono sicuro che, come si dice, anche lì si ricomporranno le cose con il presidente Sardara e i colleghi della conferenza stampa dell'altro giorno. Assolutamente sì. Paolo, grazie, ti ringraziamo perché sappiamo che lunedì per te è sempre complicato, quindi grazie di essere stato con noi e ci vediamo presto. No, Un abbraccio grazie e a buon voi, è lavoro. stato un piacere, un saluto a tutti. Ciao, buon lavoro. Ciao Paolo. Ciao Paolo, grazie. Ciao. Eccoci qua. Stefano, lascio la parola a Roberto, insomma, che vi ha vissuto più di me e quindi sicuramente sa le domande migliori da farti. No, ma innanzitutto a me fa piacere per Stefano Io non sento però, Ah, ok. Perché è uscito Paolo. Aspetta, Aspetta un attimo, Stefano. Guarda quello... Devi uscire e rientrare. Sì, questo è il Gli gioco di scrivo StreamYard. io. Vai, scrivigli tu. Gli scrivo io. Solito Sì, gioco di solito StreamYard. gioco, Vabbè, sì, esatto. eravamo tanti oggi, Eravamo tanti. L'ho quindi. detto anche tanto. Vabbè.
Eravamo tanti. Dovrebbe recuperare. Chiedi se riesce anche a girare il telefono, visto che Visto che ci mettiamo visto che ci in siamo, più. visto che gli stai scrivendo, non per altro, perché così ne approfittiamo, ecco. Ok. Aspetta. Eccolo qua. Vediamo. Ci sei? Ci Proviamo- senti? Io sì, a voi sì, a Roberto no. Ah, e non allora senti Roberto? È una Ah, cosa ok. ad Roberto. personam. A voi sì, a voi sì. Allora esci e rientra tu. Esatto, Allora, esci e fallo rientra tu, tu. Robby. Ok. Vai. Esco io? No, aspetta, Ah, non ok. tocca per niente. Aspetta. Facciamo Non uscire Roberto, Roberto. adesso. Facciamo Sì, uscire adesso. Dai, Roberto. bello- No, nel Roberto. frattempo, bello allora, della- Stefano, è il bello bello della della diretta. diretta. Sì, è sempre così, è sempre così. Vediamo se adesso Eccoci, sentiamo andiamo. tutti. Lo Ora senti? Sì, ok. Ah, Perfetto. Oh, vai che No, c'è. benissimo. fatta. Allora, Ricominciamo. ricominciamo. No, io volevo un po' che ci raccontassi quelle che sono le emozioni anche dei giorni dopo, no? Perché sabato abbiamo raccontato una salvezza, e le salvezze sono sempre belle e vanno sempre festeggiate, a prescindere poi da come vanno le annate. Però è proprio sembrata al Vannisanna, per chi c'era, più che una festa, un togliersi un peso. È un qualcosa che a un certo punto uno dice, ah, l'urlo di liberazione, mi sono liberato di questo compito che sembrava quasi che stessi facendo un po' di tutto, no? Per non portare a termine. E quello che mi è piaciuto è lo spirito quasi dello studente che prende il 30 e lode all'esame difficile, però consapevole che la tesi è ancora lontana. Io l'ho vissuta un po' così. Dimmi tu invece com'è stata questa salvezza. Sì, ho letto anche il tuo editoriale che è uscito e insomma hai fatto riferimento a questo aspetto dello studente che mi è piaciuta, è carina. Sì, diciamo che è stata una liberazione. Nei mesi scorsi facevo sempre questo ragionamento, avevo sempre questo pensiero, no? E in qualche maniera l'ho anche condiviso con lo staff, con i ragazzi, quando a volte avevamo avuto la possibilità di chiacchierare. Negli ultimi 2 anni arrivavamo da un secondo e un terzo posto e il primo anno siamo usciti delusi dal playoff col Benevento. L'anno scorso siamo usciti arrabbiati e un terzo posto e non abbiamo festeggiato niente. Poi vedevi le partite degli altri gironi, soprattutto quelli dei play-out, no? E vedevi le squadre, i ragazzi che a fine partita chi aveva portato a casa il risultato festeggiava. E dice, cavolo, è paradossale, noi abbiamo fatto un secondo e un terzo posto e non festeggiamo, gli altri che si salvano all'ultima giornata o al play-out festeggiano. E ho pensato proprio a questa cosa in questi mesi. Quest'anno è capitato a noi, abbiamo festeggiato come giusto che fosse, ma in maniera molto, molto pragmatica, diciamo, perché comunque è stata davvero una liberazione. È stata un'annata molto complicata, molto difficile, una partenza purtroppo ad handicap. E io ho ancora in mente la classifica che guardavo e ho in mente la classifica del fine del girone d'andata quando eravamo ultimi e sembrava veramente un obiettivo quasi utopistico poter pensare alla salvezza diretta. L'abbiamo sfiorata per un niente, insomma, ci siamo confrontati per fare questo play-out dove la squadra ha dimostrato carattere, ha dimostrato personalità, ha dimostrato che voleva mantenere la categoria con le unghie con i denti, come ci siamo detti anche nel chiuso dello spogliatoio. Insomma, io voglio ringraziare i ragazzi che ci hanno messo veramente cuore e anima, lo staff, il mister, il suo staff, tutte le persone che magari non hanno visibilità, che sono i magazzinieri, che sono la segreteria, l'ufficio di comunicazione, li voglio ringraziare e voglio ringraziare la proprietà che fa veramente tanti sacrifici per tenere una squadra nei professionisti e sappiamo bene che non è assolutamente semplice. E ultimi, ma non per importanza, i tifosi che ancora una volta sabato hanno dato un segnale fortissimo di grande attaccamento alla squadra della città, riempiendo lo stadio, ma lo dico sabato, ma anche durante la stagione, non così numerosi, ma sempre con grande
con grande voglia di stare vicino alla squadra, anche nelle trasferte, soprattutto quelli che in trasferta ci hanno seguito in trasferte molto complicate anche logisticamente. Quindi insomma, è stato anche molto bello e emozionante sicuramente. Sì, tra l'altro io oggi sembra che voglio fare i conti della serva, però la prossima stagione quinta annata di fila in Serie C per la Torres, che comunque è vero che poi uno si fa la bocca buona, perché fai secondo, terzo posto, però 5 anni di fila in Serie C, in generale nella storia della Torres non sono neanche così scontati, quindi secondo me anche questo dà un po', no, la misura del progetto. Chiaro che come hai detto tu questa è stata un'annata difficile dove siete partiti ad handicap, probabilmente è una squadra che ha dimostrato che negli ultimi posti da playoff alla fin fine poteva anche starci per come ha chiuso il girone di ritorno. Poi però il campo giustamente ha detto che devi passare dai playout, il campo non mente mai e quello è stato. È stata anche un'annata diversa, no, Ste, dalle altre, perché questa è un'annata in cui avete provato a far partire un nuovo progetto e sfido chiunque a dire che dopo il 7-1 di Bergamo, dopo la sconfitta nel playoff, in tanti non avessero pensato che era arrivato il momento, no, di aprire un nuovo ciclo. E ci sono state tante lezioni imparate, immagino, da quest'annata. Nel mercato di gennaio avete anche fatto capire di aver imparato alcune lezioni, perché avete preso i giocatori che poi sono stati determinanti in un modo o nell'altro nella salvezza. Sorrentino, che ha firmato anche sabato, no? Uno dei gol salvezza. Secondo te la lezione più importante che questo spogliatoio, non solo questa società, si deve portare dietro per l'anno prossimo? Il fatto di non dare niente per scontato. Hai detto bene tu, non bisogna dare niente per scontato perché la Serie C è un campionato molto difficile, ci si confronta con piazze che storicamente hanno fatto sempre molto bene, un tessuto sociale molto importante. Per me veramente quello che rimane è che non bisogna dare niente per scontato. Poi ci sono tante lezioni che ci dobbiamo portare nel nostro bagaglio, che non è solo questa stagione, ma tutto il vissuto, no? di questi 5 anni e di questo progetto. Come hai detto tu all'inizio della stagione, io non credo che abbiamo fatto delle scelte di pancia per quel risultato negativo. Io credo che in ogni caso, al di là di quello che potesse essere la stagione, credo fosse arrivato il momento di fare delle scelte in ogni caso. E credo anche che avessimo anche le idee chiare, perché noi abbiamo fatto delle scelte ed erano ponderate. La prima è la guida tecnica. Noi sulla guida tecnica avevamo le idee chiarissime. Adesso non sto qua a raccontarvi quali sono stati i primi a essere stati contattati e purtroppo poi non sono andati a buon fine perché hanno fatto scelte diverse. Ma noi le idee le avevamo chiare. Poi purtroppo in quel momento non siamo riusciti a chiudere. E coloro i quali noi avevamo contattato ed eravamo anche in uno stato avanzato delle trattative sono andati tutti in Serie B. E poi quindi abbiamo dovuto fare un altro giro di colloqui e poi abbiamo fatto una scelta. Sotto l'aspetto poi tecnico e giocatori, anche lì, ripeto, come anche tu, l'hai detto anche tu, io sfido chiunque a pensare. Se ci ricordiamo anche all'inizio si era creato anche l'entusiasmo, sembrava che le cose potessero andare bene, poi purtroppo non sono andate bene, ma io non è che perché voglio a priori difendere l'operato nostro, sono stati, come ho detto anche a metà stagione, no? Quando ci siamo incontrati abbiamo fatto la conferenza stampa quando è rientrato il mister, chi non fa non sbaglia. A volte penso noi siamo una realtà di Serie C, se guardiamo anche ad altissimi livelli non è che cioè si fanno delle scelte e poi l'allenatore o il giocatore X non imbrocca la stagione giusta e succede ad altissimi livelli alle squadre di altissimo livello mondiale, quindi
figuriamoci se anche la Torres o Stefano Dassi o chi per esso non possa magari sbagliare delle valutazioni. Quello che dico è che noi veramente lo facciamo sempre con grande responsabilità, senza tornaconti personali, anzi sempre per il bene della Torres, per il bene della comunità, perché questo è secondo me il mantra che ci deve accompagnare. Sì, ci sono state tante immagini e tante anche figure, no, legate a questa salvezza, che è stata difficilissima, però anche poi meritatissima, perché nel play-out avete in modo anche importante legittimato la vostra superiorità, vincendo entrambe le sfide. Mi viene da dire uno su tutti, Mattia Sala, forse perché è stato anche uno dei migliori nella prima parte di stagione, in cui le cose magari sembravano girare male, e per uno appena arrivato, comunque giovane, che poteva anche, non dico alzare bandiera bianca, però sai, fare il passetto indietro, che è quasi fisiologico, inconscio in questi casi per i giocatori giovanissimi. Invece ci ha messo spesso la faccia, è uscito tra le lacrime del Vannissan salutando lo stadio contro il Bra. E quindi volevo un commento su di lui e poi anche un commento su Alfonso, perché tu l'hai citato, no? Sembrava un po' per tutti, anche per noi che lo raccontiamo, che si fosse chiuso un ciclo anche male, perché sai, con quel addio di rabbia, come dicevi tu giustamente, dopo un playoff perso, e invece ha avuto la forza, che forse è la sua principale caratteristica, e ha aiutato anche lo spogliatoio in questo, di farsi scivolare addosso anche questa, Alfonso, e di ripartire e dare tranquillità quando serviva forse solo tranquillità alla Torres. Sì, vero, assolutamente sì. Tra l'altro, mentre parlavi di Sala, è un altro ragionamento che ho fatto, non da oggi. Noi siamo stati anche non mi piace parlare di fortuna, di sfortuna. Chi mi conosce sa bene che non è il mio costume. Però indubbiamente anche durante la stagione ci sono stati dei giocatori chiave che ci sono mancati per un periodo importante. Penso a Mastino all'inizio della stagione, che ha avuto il problema al ginocchio. Penso a Zaccagno, che ha avuto la frattura del dito della mano, e l'abbiamo perso per 6-7 gare. Penso a Zecca, a Giacomo, che ha avuto un paio di infortuni importanti. Insomma, a più riprese abbiamo avuto questo tipo di problematiche, che insomma, sono giocatori che comunque hanno un peso nel gruppo squadra, e in campo sicuramente sono giocatori, al di là del fatto che chi ha sostituito questi giocatori ha fatto bene, ha dato il proprio contributo, perché non dobbiamo dimenticare anche che le persone che hanno giocato meno, che comunque si sono messi a disposizione del gruppo. Sala, ragazzo straordinario, che ha fatto un po', è venuto qua con grande umiltà, mettendosi a disposizione dell'allenatore, degli allenatori, dei compagni di squadra, portando entusiasmo, portando voglia di emergere, e sono quei ragazzi, quei giocatori che sicuramente avranno un futuro, perché è un ragazzo che sicuramente merita altre categorie, e lui è stato, diciamo, anche un trascinatore, nonostante non abbia, non so, è un ragazzo molto giovane, e il suo entusiasmo è contagioso. Per quanto riguarda il mister, mi viene in mente il giorno, insomma, il giorno che l'ho chiamato, ma io mi ha dato subito la sensazione, le sue parole sono state fondamentali per noi, perché, come ha ribadito, lui era molto dispiaciuto di come fosse finita l'anno scorso, quindi dentro di lui c'era quella voglia ma neanche di rivalsa, però di ricucire un rapporto, perché comunque veramente lui è molto legato all'ambiente, si sente ormai parte di un contesto come il nostro, e le sue parole in un momento di grande difficoltà per noi ci hanno dato ancora di più quella spinta per credere fermamente che
quella era la strada giusta da percorrere. Alfonso, ma anche io non è che sono di tante parole, Alfonso probabilmente ancora di più, sono bastate veramente due parole per ripartire, ricominciare, e da lì è ricominciata ricominciata la nostra rincorsa. Alfonso conosce molto bene l'ambiente, conosceva molto bene lo spogliatoio, conosce molto bene noi. Ci siamo ricompattati, abbiamo cercato veramente di dare quella serenità, quella tranquillità che serviva per riportare la barra dritta. Io credo che in alcuni momenti non serva molto sbattere la porta o alzare il volume della voce, perché serve a poco, ma io credo che ci voglia intelligenza, ci voglia equilibrio, soprattutto nei momenti di difficoltà. È facile entrare nello spogliatoio quando le cose vanno bene, è tutto fila liscio. Bisogna metterci la faccia, bisogna tenere la barra dritta quando le cose vanno in maniera non proprio consona alle aspettative che magari potesse avere noi come società e soprattutto i nostri tifosi. Ti faccio una domanda, sia come presidente ma anche come uomo della Lega Pro, perché comunque è stato un girone B complicato. Sono anni che ci sono delle difficoltà oggettive, no? Di mantenere così tante squadre in Lega Pro. Il girone B quest'anno ha avuto questi casi, no? Prima il Rimini, poi la Ternana, che hanno generato delle polemiche, come è normale che sia, perché poi quando un campionato perde dei pezzi a stagione in corso si generano delle polemiche. Ultima ma non ultima, lo stesso Bra ha detto la sua, diciamo, sul caso, ovviamente dopo la retrocessione. Cosa serve secondo te? È vero che in questi anni anche con Gianfranco, Zola, ci sono state tante proposte per provare a rilanciare la Lega Pro, per dargli anche più credibilità, più solidità, mi viene da dire, forse solidità è la parola giusta, per il futuro. Tu hai vissuto da giocatore, poi ora da presidente, i vari cambi che ha fatto questa terza serie del professionismo italiano. Qual è lo step che ancora deve fare secondo te la Lega Pro? Allora, sicuramente per quanto riguarda la sostenibilità, io credo che bisognerebbe attingere dai settori giovanili e partire dai settori giovanili, quindi creare la filiera all'interno di ogni società e quindi di ogni territorio. Io credo, ma non perché ne faccio parte anche in prima persona come consigliere, io credo che la Lega Pro abbia dato in questi anni, hai detto tu molto bene, credibilità alla terza serie. Ed è l'unica Lega che in questi anni si sta impegnando e ha portato delle novità importanti. La riforma Zola io credo che farà storia, ne riparleremo tra qualche anno. Da questa stagione sarà obbligatorio il salary cap per quanto riguarda la sostenibilità. Dalla Lega Pro arrivano tante idee, l'FVS, un altro di quelle cose molto molto importanti che da noi ha funzionato e ad alti livelli la stanno studiando. So che anche Serie A e Serie B ci stanno pensando. Quindi la Lega Pro veramente sta dando un impulso importante. Detto questo, ci sono delle difficoltà oggettive, ma io vi faccio un'altra domanda. Se una società a metà stagione o come ha fatto il Rimini a ottobre una proprietà, tira il remi in barca e si tira fuori, la Lega, c'è il presidente e coloro i quali sono a capo della Lega Pro, no? Cosa possono fare? Beh, certo, a stagione in corso è molto complicato. Bisognerebbe trovare il modo di essere più restrittivi in estate. Cioè non in estate, Adesso, o meglio, tu lavori sì, adesso, cioè, ora che è finita la stagione del 25-26, tu ora lavori per la 27-28, perché già per la 26-27 è tardi, però tu ora devi avere un orizzonte temporale massimo biennale per poter fare questa cosa, perché se no diventa ingestibile, ma ripeto, per voi stessi. Tra l'altro poi noi sardi, chi conosce, chi sa,
le trasferte, noi ne facciamo, per noi è problematico spostare una persona. Non lo so immaginare cosa sia spostare ogni volta 30-35 persone in giro per l'Italia, e quindi anche questo spesso, no, è un problema che fuori dalla nostra isola non viene compreso al massimo. Per quello che No, glielo insomma, ricordo ogni tanto alle riunioni, glielo ricordo. Esatto, perché no, sì, glielo ricordo perché qualcuno, sai, la trasferta in Sardegna iniziano, ma sai, adesso io non è che non mi lamento, ma perché non mi lamento? Perché sono orgoglioso, dobbiamo essere orgogliosi di far parte del mondo dei professionisti. In Italia ci sono 97 squadre professionistiche. Sono 197 perché ci sono le 3 under 23, no? Quanti comuni ci sono in Italia? Adesso non lo ricordo, sono tanti comuni in Italia. Noi abbiamo la fortuna e l'orgoglio di rappresentare il Sassari, il territorio, e siamo nei professionisti. Agli amici della Lega che si lamentano per una trasferta o a volte magari devono fare qualche viaggio un po' più lungo, io dico ragazzi, per noi è la normalità. Quando mi chiedono dove siete partiti, dove siete arrivati, allora, d'inverno o Roma o Milano, 3 ore e mezza di pullman andare, 3 ore e mezza per rientrare. Quando si gioca di sera si sta 3 giorni fuori, quindi logisticamente è impegnativo. Per la squadra, per la società sono costi, per i tifosi è complicato, fanno sacrifici enormi. Però io dico sempre, questo è il mondo dei professionisti, questa è la Serie C. Dobbiamo essere orgogliosi, al di là delle difficoltà che noi abbiamo. Tornando al discorso di prima, quando giocavo io 20 anni fa, 25 anni fa in Serie C, c'erano 3 gironi di Serie C, 2 di C1 e poi c'era Serie B e Serie A. Quindi stiamo parlando di 130, 140 squadre professionistiche. Sono state fatte le riforme proprio per questo motivo, perché non era più sostenibile tenere 130-140 squadre nel mondo dei professionisti. A oggi, dopo 20 anni, dopo 25 anni, ce ne sono 97. I problemi ci sono lo stesso. Se poi noi andiamo a guardare chi sono le società che falliscono o che spariscono, non sono le piccole. Ma sono le piazze importanti come Terni, cioè Ferrara, tessuto sociale Ferrara, mi sembra che Ferrara sia una delle città più ricche d'Italia. Eppure sono fallite. Adesso Taranto l'anno scorso. Taranto, Torre del Turris, Torre del Greco, ma ce ne sono in questi anni, ce ne sono veramente tante. E allora io dico, prima sostenibilità, creare una base importante di societaria, quindi di programmazione, e quindi avere l'opportunità e la possibilità di essere una realtà importante nel panorama professionistico. In Serie C, bene, questo sarà il 5º anno tra i professionisti, con tutte le incognite che porta. Adesso stiamo già lavorando perché il 16 giugno è il termine ultimo per l'iscrizione al campionato. Stiamo già lavorando, oggi è lunedì, e siamo al lavoro per iniziare a ottemperare a tutte quelle che sono la documentazione da produrre. E quindi questo, ripeto, io faccio parte della Lega, e anche questo è motivo di orgoglio, di soddisfazione. Mai nella storia della Torres un dirigente è stato parte integrante di un consiglio di Lega, e quindi questo è sicuramente motivo di orgoglio per la Torres, che io ho l'onore di rappresentare. Poi permettetemi una battuta. Ci mancherebbe le critiche, noi le accettiamo, ci mancherebbe altro, e sono anche parte del gioco, fanno parte del gioco. Però poi non posso leggere o pensare che perché io faccio parte della Lega allora noi dobbiamo avere dei particolari aiuti o robe del genere. Oppure durante l'anno ho sentito il presidente si deve far sentire. Io non sono quello.
Io non faccio le interviste populiste per far vedere che il presidente è intervenuto. Sono intervenuto nelle sedi opportune e sono intervenuto quando ho ritenuto opportuno fare un passaggio importante quando andava fatto. Era solo un piccolo inciso Ma ci perché sta, insomma, ci sta no, perché assolutamente. non è che perché io sono in Lega, allora quindi ci danno gli aiuti. Ma no, questo non esiste da nessuna parte. C'è grande rispetto nei confronti della Torres. Questo ve lo posso assicurare, lo posso dire veramente veramente lo dico con grande orgoglio, perché quando ho l'opportunità di insomma andare alle riunioni di Lega, alle varie assemblee, c'è grandissimo rispetto da parte veramente di tutta la Lega e anche dei colleghi, dei dirigenti nei nostri confronti. E questa è una cosa che va sottolineata. Stefano, prima di chiudere e di salutarti, io ho due curiosità. Ma io starei qua tutto il giorno, ci mancherebbe. Il problema è che anche noi, e quindi No, poi un scherzo, problema, ma è scherzo. lunedì per tutti. È lunedì Io ho dormito 3 ore. Oh. Esatto. Mandatemi a letto. No, la prima è, siccome hai detto quando giocavo in Serie C, io quindi sfrutto questo tuo assist per parlare di attacco, quindi ti chiedo di astrarti dal ruolo di presidente, di tornare a quello più tecnico. Quest'anno in attacco avete fatto chiaramente un po' dall'estate fino a ieri, avete fatto un po' di rivoluzioni, no? In estate è stato preso un giocatore anche importante come Antonino Musso, che però evidentemente non ha trovato o l'ambiente giusto o il progetto tecnico giusto, però poi a Crotone ha fatto 9 gol in 16 presenze, vuol dire più di un gol ogni 2 partite, a dimostrazione della bontà della scelta iniziale. E poi ti chiedo anche un passaggio su Sorrentino e Di Stefano, perché Sorrentino un po' ha preso il posto di Musso dal punto di vista realizzativo. Di Stefano si è svegliato, no? Anche lui ha avuto bisogno forse di un po' di tempo per ambientarsi, però ha concluso alla grande, anche in doppia cifra. E poi ti chiedo anche, visto che Luciani portava la maglia che hai portato tu, se c'è stato qualcosa che magari non ha funzionato particolarmente nella sua stagione. Allora, per quanto riguarda Musso, è un giocatore che ha sempre fatto molto bene nella categoria in questi anni, quindi è stato fatto un investimento, è partito anche bene, faceva anche gol con continuità. Poi c'è stato un momento, io ho avuto modo di parlare con lui a quattro occhi, ha voluto fare un colloquio con me ed è stato molto, molto sincero, molto chiaro, non si trovava più bene e voleva andare via. Io ho cercato in qualche maniera di fargli capire che per noi era una pedina importante, che era magari un momento di difficoltà e che avrebbe magari superato questo momento di difficoltà tutti insieme. Ha fatto una scelta e ovviamente abbiamo dovuto accontentarlo. E ha fatto molto bene Crotone. Ha trovato probabilmente l'ambiente giusto, il contesto tattico ideale per le sue caratteristiche. Per quanto riguarda Luciani, è arrivato qua con grandi aspettative. Probabilmente non è scattata quella scintilla immediata. Lui aveva grandissima voglia di incidere da subito, magari non ci è riuscito per vari motivi, ma è un giocatore anche lui che l'anno scorso a Messina è andato in doppia cifra, ha fatto molto bene, a Ravenna ha iniziato molto bene. Quest'anno da noi non ha inciso, ma probabilmente il primo a essere dispiaciuto è lui, questo è indubbio. Però si è impegnato, ha dato il suo contributo, anche negli allenamenti, ha cercato di dare il suo apporto e comunque anche lui ha dato il suo contributo, non in termini di gol. Questo e lui sarà il ragazzo è il primo a essere dispiaciuto. Di Stefano è un talento enorme, per la categoria è quasi un lusso.
lui è di proprietà, proprietà del Modena, quindi insomma, società di Serie B che ha puntato molto su di lui. Ha avuto un giro d'andata un po' complicato, anche uno perché era un giro di andata complicato un po' per tutti, due ha avuto qualche problemino fisico importante durante la prima parte della stagione, poi una volta che ha trovato continuità, si è sbloccato a Pontedera, ha fatto veramente Si è bloccato. È saltato? Forse sì, Sì. connessione. quindi Ah, no, insomma, no. ha fatto molto bene. Sorrentino uguale, è arrivato da noi, ha voluto fortemente venire da noi e ha dimostrato il suo valore. È un giocatore che insomma, anche lui ci ha dato una grande mano, ha fatto molto bene, è arrivato con la testa giusta, con grandi motivazioni, che sono la cosa più importante. Quando ci sono le motivazioni e si ha voglia di incidere con forza, l'hanno fatto molto bene. Ma ci sono tanti ragazzi che insomma hanno fatto molto bene nel girone di ritorno, Nunziatini, un altro giovane che sta emergendo molto bene. Di Sala abbiamo già detto, Baldi, un altro ragazzo che ha fatto molto bene, è in prestito ma ha dato tutto per la maglia. Insomma, sottolineo i giovani, i più esperti hanno tenuto lo spogliatoio unito anche nei momenti di difficoltà. Sono stati bravi a portare la barca in porto e complimenti ai ragazzi che sono sempre loro gli artefici principali nel bene e nel male. Il campo poi vanno Nel bene e nel male. Hai detto bene. Stefano, ti salutiamo ovviamente con la domanda delle domande, cioè questo è evidente, no? Cioè non puoi pensare che io ti lascio andare, che noi ti lasciamo andare così senza farti la domanda. Greco, infatti sembrava strano non mi facessi questa domanda. Dulcis in fundo, No. scusami. Sì, no, ma è giusto, ci mancherebbe. Alfonso anche in conferenza stampa lui ha detto che rimarrebbe volentieri. Credo che in settimana ci incontreremo, prima di tutto la cosa fondamentale è che ci confrontiamo prima con la proprietà. E poi insomma faremo ovviamente delle valutazioni, ma la prima valutazione è proprio su Alfonso. Lui ha detto che rimarrebbe volentieri. Io credo che ci siano i presupposti per sederci a un tavolo e insomma, vedere tutto quello che possiamo fare insieme ancora. Molto bene. Grazie a Stefano Dassi, presidente della Torres, è sempre un piacere. Grazie. Ci vediamo presto. Un Anche abbraccio mio. e buon Grazie, lavoro. presto a voi. Ciao. Grazie altrettanto a voi. Grazie. Eccoci qua. Ecco. Molto bene. Direi, Roby, che abbiamo analizzato bene la stagione in maniera della schietta, Torres, no? esatto, la stagione rossoblu. Sono anche molto curioso di raccontare quella che sarà l'estate, no, della Torres, perché comunque sia, secondo me ci sarà tanto da raccontare, al di là che sia, come forse probabile, con Greco oppure no. Sono curioso di che progetto prenderà questa squadra, perché alcuni giocatori da cui ripartire ce li ha, magari anche i vari Nunziatini, Di Stefano e Sorrentino, che andranno accompagnati magari da un centravanti vero, che poi è un discorso che non si fa mai, ma una punta all'Audassi, la Torres praticamente non l'ha più avuta dal dopo Udassi, perché Sì. il 9 vero, sì, forse Vacco Tozzi Borsoi, Vacco non era un 9 però, anche se aveva i numeri del 9, però a livello tattico era un po' diverso. Quindi, sì, trovando un centravanti fisicato, vero, potrebbe già essere questa un parco giocatori da cui ripartire con slancio. L'obiettivo, io immagino, sarà quello di provare a rimettere la testolina nei playoff, però prima bisogna fare i passetti una alla volta, perché se ti sei spaventato ieri non puoi sognare oggi. Esatto. Tra l'altro credo che appunto poi questa stagione sia stata utile un po' per tutti, no? Anche, non dico il bagno di umiltà, però sai, cioè comunque
capire effettivamente anche quali sono tutte le varie difficoltà. Credo che poi Udassi ce l'abbia spiegato bene, no? L'esempio delle difficoltà anche delle società che saltano, insomma, è abbastanza chiaro. Cioè, spesso si danno per scontate tante troppe cose, e solo chi fa poi, perché l'esempio delle trasferte banale che abbiamo fatto, cioè noi ce ne rendiamo conto perché le facciamo spesso, i tifosi se ne rendono conto, quelli che vanno, tanti altri invece secondo me no? Pontificano anche da pulpiti che non sarebbero invece in realtà adatti per pontificare. Va bene, Roby, vai a dormire, anche se tanto non puoi dormire. Magari, quindi, sono in esatto. Vai sereno. Grazie, Ciao. ovviamente. Grazie Tra mille. l'altro poi 2 salvezze in 2 giorni, cioè. 24 ore, mica in 24 male. ore ho piazzato 2 Mica salvezze male. sul posto, ragazzi, con grande. all'incirca un 500 km fatti, quindi va bene così. E consideriamo anche la trasferta Sono stato anche a precedente, Sestri, sì, lì non volevo esagerare. quindi, Anche ad va Arezzo, bene, se vuoi esatto. prenderla- Però lì è andata un po' diversamente. Vabbè, lo sappiamo. Grazie, buona giornata. ciao, buon lavoro e Roby. buona Buon prossima. lavoro, Ciao, grazie. ciao, Ciao, ciao. Roby. E chiudiamo. Allora, in tanti state scrivendo del Monastir, lo abbiamo già detto ieri, lo abbiamo già detto sabato, lo abbiamo già detto nei giorni scorsi. Allora, il Monastir ha vinto il playoff di Serie D, quindi non va come succedeva magari 10 anni fa, 12 anni fa, se non ricordo quando ci fu il cambio di regola, però chi vince il playoff non sale direttamente in Serie C, ma entra nella gradatoria di ripescaggi. Per rispondere ad Alessandro, per me non ha speranze, non ha possibilità concrete di andare in Serie C, per tanti discorsi. Il primo è che è una matricola, quindi non ha un punteggio dato dallo storico, ok, in categoria, prima di tutto. Seconda cosa, non ha lo stadio, quindi per fare il professionismo dovrebbe giocare a Cagliari, Sassari o Olbia. Terza cosa, c'è, lo leggevo prima, il contributo a fondo perduto per il ripescaggio, che mi pare in Serie D, cioè se tu retrocedi dalla Serie D in eccellenza, per farlo mi pare che siano 85.000 o 100.000 euro. In Serie C è triplicato. Quindi dovresti buttare a correre, mettere a correre questi 300.000 euro così per la Lega, per la Lega Pro. Credo che sarebbe del tutto folle in questo momento ipotizzare anche uno sforzo economico di questa tipologia, più che altro perché non mi sembra neanche il caso. Cioè, il Monastir è una squadra che quest'anno ha fatto per la prima volta la Serie D. È una squadra di 43 anni di storia, perché è stata fondata da Marco Carboni e altri dirigenti nel 1983, e la sua forza è stata quella di fare tutto progressivamente. Fare ora un salto nel vuoto così, per me, sarebbe una follia totale, proprio totale. E quindi no, cioè non penso che sia un'opzione percorribile a breve questa stagione. Ecco, io credo che l'anno prossimo il Monastir debba puntare un'altra stagione importante in Serie D. Il piano di sviluppo pensato dalla nuova dirigenza, dalla nuova proprietà con Romy Fu, che è su base triennale / quinquennale, ci sono dei passi avanti che vanno fatti, perché bisogna, anche dal punto di vista proprio tecnico, cioè trasformare la società da associazione sportiva dilettantistica a una SSD, quindi una società sportiva dilettantistica, quindi con cui fare business fondamentalmente. Cambia un po'. E quindi io sinceramente non penso che ci possano essere possibilità su questo
su questo fronte. Sul discorso della squadra satellite, della società satellite, come dice Alessandro del Cagliari, bisogna sempre stare attenti un po' anche a questo tipo di partnership. L'ultima volta che il Cagliari l'ha fatto con una società nel territorio fu il Selargius, l'anno di Zeman, con il figlio di Zeman che allenava il Selargius, che allenava tanti giocatori che provenivano dalla primavera rossoblu, e poi da lì è stata l'ultima stagione del Selargius praticamente in Serie D, perché poi da lì è scomparso. Quindi bisogna stare un po' attenti, un po' molto attenti a questo tipo di partnership. Cioè, se si fanno con giudizio, E in maniera tale che sia un win-win per tutti e due, e soprattutto che sia una cosa su base prolungata nel tempo, allora si potrebbe anche ragionare. Io l'ho fatta la domanda a Romy Fuche proprio su questo, e lui ha detto: non dobbiamo pensare di doverla fare per forza, e allo stesso tempo non dobbiamo precluderci nulla per forza. Cioè, io credo che qualche discorso verrà fatto, anche perché poi quest'anno il Monastir aveva tanti giocatori che fino allo scorso anno erano nel settore giovanile del Cagliari, sono andate però diciamo così, sono andati da svincolati, cioè non avevano più non in maniera rapporto col diretta, Cagliari. ecco. E win-win, dico a chi me lo ha chiesto in privato, non rivelo la fonte, però vuol dire un'operazione che va bene a tutti, cioè vincente per entrambe le parti. Ecco, win-win, quindi dall'inglese. Quindi spero che sia stata chiara questa espressione. E anche l'Olbia, per certi versi, ha ragione Jeff, cioè anche come è finita l'Olbia poi è abbastanza chiaro. Cioè, non devi diventare, secondo me, cioè questo è il mio modestissimo parere, che non vuol dire niente, cioè non vale niente se non il mio parere. Cioè, se la società satellite comunque mantiene una sua identità, una sua personalità, anche dal punto di vista del portare avanti il progetto, il che vuol dire magari appunto la valorizzazione del proprio settore giovanile o di giovani sardi, per esempio, e su questa formula, su questa struttura viene innestata una partnership con il Cagliari, per cui i migliori giocatori del progetto del Primavera o dell'Under 18 vanno a giocare lì, a rinforzare quella squadra, allora ha senso. Se invece diventa un rapporto di dipendenza, per me non ha senso, ma non penso sinceramente, da quello che ho potuto vedere cioè parlando anche con appunto parlando con Romy Fuche, vedremo. Cioè, non è automatico che ci sia, così come non è automatico che non ci sia. Ok? Quindi questo è un po' per cercare di fare chiarezza anche su quello che verrà. E niente. Quindi questo Niente, ha detto che comunque c'è il tema Monastir. sì, esatto. E dall'altra parte c'è il tema Cagliari, bisognerà capire quale sarà appunto l'evoluzione. Ad oggi non ci sono certezze da nessun punto di vista, vediamo se a breve, ecco, la speranza che ci sia, dicevamo anche all'inizio diretta, che ci sia comunicazione su quello che sarà il futuro da parte del Cagliari, quindi vedremo quando ci sarà questa conferenza. Allora, in chiusura, ricordiamo che stasera ci sarà alle 18:15 Cagliari Social Arena, dalle 18:15 alle 19:15, quindi vi aspetto numerosi, anche belli focosi nei commenti, così andiamo un po' a parlare di quello che è il finale di stagione da parte del Cagliari, mentre fra con Buongiorno 131 ci vediamo domani mattina dalle 10, non diciamo altro. Abbiamo già la settimana Chi c'è domani? bella completa. Non te lo ricordi? Vabbè, a parte Diablo. Ah, sì, mi ricordo. Saluto Patrizio, beato te che sei andato di corsa, sei andato a correre. Bravo, ci piaci così. Va bene, siamo domani? Assolutamente. Qui 18:15 Cagliari Social Arena. Mi raccomando.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, Ciao. buona giornata. Ciao ciao e sigla. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.